Successo interno Lindo Galli per la Tivoli capolista del Genoa B di eccellenza, 3-0 per la formazione di Pascucci sul Casal Barriera con i gol di De Costanzo, Esposito e Danieli. Pronti via e la Tivoli si porta subito in vantaggio dopo 4 minuti di gioco, cross dalla sinistra da parte di De Marco, colpo di testa di De Costanzo e padroni di casa avanti 1-0. La risposta del Casal Barriera arriva sul calcio di punizione sinistro che si perde sul fondo. Tivoli che torna pericoloso al 28esimo, palla recuperata sulla tre quarti difensiva, lancio di D'Urbano per De Marco, conclusione da parte del numero 11 dei padroni di casa che termina sul fondo. Al 35esimo la Tivoli raddoppia, calcio di punizione battuto da Laurenti, Esposito va al volo e trova l'angolo lontano, gran gol e 2-0. Ad inizio di ripresa arriva anche il tris dei padroni di casa, cross al centro, palla che resta in area di rigore e Danieli la scaraventa in rete di Potenza, 3-0. Al quinto minuto del secondo tempo, calcio di rigore per i padroni di casa assegnato dal signor De Paoli della sezione di Cassino. Dal dischetto va De Marco che coglie il palo. Ultimi due tentativi del match, prima combinazione De Marco-Orlando con il primo a concludere, poi ospiti che provano dalla distanza nella parte finale del match. Infine, dopo i classici minuti di recupero per il direttore di gara, può anche bastare qui. Il cielo